pasticceria e gelateria Delisi. Il gusto secondo tradizione. A Barcellona, Pozzo di Gotto, via Statale Oreto 126. Municipio, siamo arrivati. Amici, ben ritrovati, secondo appuntamento con musica e dintorni. Continua il nostro viaggio alla scoperta di alcuni dei luoghi più belli della provincia di Messina. Qui siamo arrivati addirittura in autobus, abbiamo chiesto delle informazioni e siamo arrivati al municipio. Vi invito già da subito a riscoprire i luoghi che abbiamo già visto, semplicemente andando online sul sito ufficiale www.musicaedintorni.eu, dove scoprirete ad esempio Barcellona Pozzo di Gotto, protagonista della prima puntata, col suo Teatro Mandanici, il Villino Liberty, insomma tantissime meraviglie da scoprire insieme. E oggi ci troviamo a Condrò, un piccolo paese ricco di storia e di arte, e tra un po' vi farò conoscere il sindaco. Bene. E nel frattempo, che dici Giuseppe? Ascoltiamo la radio, no? Accendiamo la radio, quindi ci colleghiamo con gli studi di Radio Italia anni 60 Messina, dove per noi c'è Santino Gugliotta. La radio in TV, un saluto a Giuseppe Santamaria che anche oggi ci concede questo spazio, una sorta di finestra che noi cerchiamo di utilizzare nel miglior modo possibile, più che io naturalmente, soprattutto i nostri ospiti che sono così tanto appassionati di musica e che sono anche, vi posso assicurare, particolarmente bravi. Un saluto ad Antonella Arcorazzi. Cosa fai tu di bello nella vita, Antonella? Per ora studio e continuerò a studiare all'università. E come è nata questa passione per la musica? Perché mi sono accorta che quando ascoltavo la musica o cantavo, tutto il mondo fuori scompariva e c'era solamente io e la musica. Mamma mia, questa è proprio una visione, direi, onirica della musica, della nostra Antonella. Musica e dintorni, che cosa ti fa pensare questa trasmissione, ma direi anche le due parole, musica, la musica e dintorni? Penso che comunque musica e dintorni sia un'opportunità per mettersi alla prova, per riuscire a prendere sicurezza. Credo che tu abbia detto la cosa giusta, perché sembra timida Antonella, ma vi assicuro che assolutamente non lo è, e ce lo dimostrerà tra breve, perché ci farà ascoltare una splendida canzone di Bianca Azzei che si intitola La paura che ho di perderti. Non ti sorprendo più con le mie follie, con le mie teorie, che per amarsi non per forza serve tanto tempo. O come dici tu, saggiamente, forse neanche qualche giorno, ma non dimentico neanche l'attimo in cui mi hai visto lì seduta sola ad aspettarti. Tu te ne stavi lì, fermo, con la paura di svegliarti.
guardare insieme a te il sole sciogliersi e tirar tardi in giro a piedi per le strade liberi, poi non trovarsi, sentirsi persi con la paura di cercarsi. Allora porta via questa malinconia, devi convincermi che non sei mandato via, e adesso scaldami in tutti gli angoli con la tua pelle ed i tuoi baci, poi guariscimi, fammi sentire tutta quella voglia che hai di vivermi, e poi cancella dentro me l'incertezza e la paura che ho di perderti, la paura che ho di perderti. Ed è incredibile se poi ripenso che il primo bacio è arrivato come un acquazzone imprevedibile, ma così bello come pioggia, pioggia dopo tanto sole. Io che stringevo le tue mani per ore e ti dicevo che dalle mani sento molte cose. Tu non capivi le mie parole, ma lo capisci ora che non stiamo insieme. E allora porta via questa malinconia, devi convincermi che non sei mandato via, e adesso scaldami in tutti gli angoli con la tua pelle ed i tuoi baci, poi guariscimi, fammi sentire tutta quella voglia che hai di vivermi, e poi cancella dentro me l'incertezza e la paura che ho di perderti, la paura che ho di perderti. E allora porta via questa malinconia, devi convincermi che non sei mai andato via, e adesso scaldami in tutti gli angoli con la tua pelle ed i tuoi baci, poi guariscimi, fammi sentire tutta quella voglia che hai di vivermi, e poi cancella dentro me l'incertezza e la paura che ho di perderti, la paura che ho di perderti. Buongiorno Sindaco. Grazie di aver preso parte al nostro programma televisivo Musica e dintorni. E adesso, prima di andare in giro con le telecamere, raccontiamo al pubblico il paese di Condrò. Il paese di Condrò è uno dei più piccoli centri della provincia messinese, sorge a circa 58 metri sul livello del mare ed è incastonato in una vallata di verde, che è una delle principali caratteristiche. Condrò, questo termine deriva dal greco kondros, che significa granello. E la tradizione racconta che proprio originariamente il paese si trova nella zona alta dell'attuale conformazione, proprio nella zona del cimitero, dove sono state trovate durante alcuni scavi anche delle monete. Il paese di Condrò viene citato nei testi storici già nel 1262 e fu un feudo che ebbe delle dominazioni da parte di alcune famiglie nobili. Tra queste famiglie nobili si ricorda la famiglia Marescalco, la famiglia degli Scalisi, fino ad arrivare a quella che fu la famiglia che veramente diede un tocco di storicità importante al paese di Condrò, che fu la famiglia dei Bonfiglio. Bonfiglio che la dominarono come feudo fino a quasi il 1800, e proprio tra la famiglia Bonfiglio ebbe un ruolo importante Francesco, che su imposizione di Filippo IV ottenne il titolo di principe di Condrò. E si racconta anche, secondo la tradizione, che un esponente della famiglia Bonfiglio, Felicia, contrasse matrimonio anche con il principe di Resuttano, e tutt'oggi si conservano proprio nella piazza centralissima del paese, la piazza Umberto I, proprio il famoso palazzo di Resuttano. Originariamente Condrò è un paese che vive prevalentemente su un'attività agricola che si è tramandata nel corso degli anni. Anche oggi, attualmente, Condrò vive soprattutto di agricoltura, quindi con tanti frutteti, agrumeti, vigneti e così via dicendo. La popolazione di Condrò nella parte iniziale addirittura si attestava anche oltre il migliaio di abitanti.
Purtroppo nel corso del tempo, a seguito di quello che è stato un po' il fenomeno dell'emigrazione, ci siamo ridotti alla situazione attuale che conta poco meno di 500 abitanti. Condro comunque mantiene sempre una sua importanza e una sua valenza storica, soprattutto anche nei tanti cittadini che sono emigrati purtroppo per motivi di lavoro negli anni 50. E addirittura è stato anche realizzato un club proprio in Australia, dove tutt'oggi vivono tante persone che proprio hanno trovato il loro paese natale proprio in Condro e che adesso cercano di mantenere sempre viva questo attaccamento alle loro origini. E tra l'altro non ogni anno, ma intervallati ogni 3-4 anni, sono persone che tornano di nuovo a Condro per rivisitare i loro cari, per rivisitare le loro terre, le loro case che ancora oggi esistono, che magari sono disabitate, che però sono sempre per loro un ricordo che tengono nel cuore e quindi cercano di alimentare così durante il tempo che trascorrono poi qua con noi. Grazie Sindaco, davvero un'ottima presentazione. E adesso andiamo proprio a vedere. Ci troviamo all'interno della chiesa madre intitolata Santa Maria del Tindari e sono in compagnia di Padre Enzo, che ringrazio per la gentilezza e per la disponibilità. Padre Enzo, la chiesa madre è uno degli edifici artistici di rilievo di Condro. Sì, è una delle uniche 2 chiese rimaste, delle 7 esistenti nel tempo, ed è l'unica ancora aperta al culto, perché quella di Santa Caterina, posta di fronte alla piazza, non è agibile. Questa chiesa è stata costruita nel 1571, è una chiesa a croce latina, sono 3 navate, la navata centrale, 2 navate laterali, composte da 5 capriate. Il soffitto è interamente in legno, intarsiato e scolpito a cassettoni. Al centro si può notare un altorilievo dell'incoronazione della Vergine. La chiesa ha 15 altari laterali, segni anche questi del tempo, quando, non esistendo la concelebrazione, venivano eretti altari in onore dei santi e, essendo questa un'arcipretura, capitava nei giorni di festa di vedere ogni prete celebrare ad uno di questi altari laterali. L'altare maggiore era riservato al parroco, all'arciprete dell'arcipretura. E ogni altare è sormontato da un'opera d'arte, perché cominciamo da una statua lignea di San Michele Arcangelo per passare a un busto di San Francesco di Paola di Scuola del Gaggini, a un altorilievo in legno raffigurante Sant'Anna, la Vergine Maria e il Bambino, e a una statua anch'essa in legno raffigurante San Giuseppe e il Bambino. In fondo da quest'altro lato abbiamo una statua di Sant'Antonio di Padova, sinceramente nell'altare più semplice, quasi più spoglio. Poi abbiamo un olio su tela, purtroppo deturpato, che raffigura le anime purganti. Quindi abbiamo una statua del Sacro Cuore, un olio su tavola di San Nicola di Bari e quindi la Madonna del Carmine. Per passare poi nel transetto, dove troviamo l'altare di San Vito, quindi dedicato al santo patrono del paese, di fronte all'altare di San Francesco d'Assisi. Abbiamo anche altre statue che non sono poste negli altari ma in alcuni luoghi, come la statua di Santa Lucia, di San Pio da Pietrelcina, di Santa Caterina d'Alessandria, di San Pietro, di San Rocco e altre che sono messe ancora in attesa di restauro. Veramente un patrimonio inestimabile. Sì, le cappelle laterali sono splendide. C'è la cappella del crocifisso che è seicentesca, un crocifisso in legno antico con tutta una macchina a lui dedicata, e sotto in un'urna di cristallo e ferro il corpo del Cristo morto. Dall'altro lato la cappella dell'Immacolata, probabilmente dedicata anche al Santissimo Sacramento, perché ha un bel ciborio, quello che ne rimane chiaramente, è un paliotto che raffigurava l'Eucaristia. E poi il resto è la macchina dell'altare che si può ammirare, tutta in legno scolpito, anch'essa ed intarsiato, raffigura Dio Padre che regge il mondo con tutta la Trinità e accanto varie statue di santi. Al centro la nostra Madonna del Tindari, e dico nostra perché è una peculiarità del nostro paese avere una Madonna del Tindari bianca.
ordinariamente viene raffigurata nera, noi l'abbiamo bianca in una posizione non seduta, una posizione strana, ma i signori del tempo hanno desiderato che fosse questa la Madonna del Tindari. In processione, la seconda domenica di settembre, ne viene portata una copia esatta, perché quella non conviene spostarla. Io la ringrazio e voglio anche fare un cenno di una cosa che abbiamo importante, visto che abbiamo nominato tutte queste opere d'arte, abbiamo parlato e lei ci ha dato informazioni sul soffitto e c'è, insomma, quantomeno nella volontà, un'opera di restauro. Sì. Speriamo nei prossimi mesi di poter eseguire il restauro dei tetti di copertura, perché sono stati un po' trascurati, quindi le infiltrazioni hanno minato la stabilità del soffitto a cassettone. Ce lo auguriamo e lo auguriamo a questa splendida comunità. Padre Enzo, noi la ringraziamo per l'ospitalità davvero e invitiamo i turisti che seguono Musiche e dintorni a fare più di 2 passi a Condro, perché merita sicuramente dal punto di vista artistico. Noi chiaramente Musiche e dintorni, adesso parliamo di musica e torna Atmosfera Blu, cioè noi con un video tratto dal ultimo tour 2015. Aspetta un miracolo e chi aspetta l'amore, chi chiede pace a un sonnifero, chi dorme solo in metro. Lento può passare il tempo, ma se perdi tempo poi ti scappa il tempo un attimo. Lento come il movimento, che se vai distratto perdi il tuo momento, perdi l'attimo. E chi guarda le nuvole e chi aspetta al telefono, chi ti risponde sempre però, chi non sa dire di no. Lento può passare il tempo, ma se perdi tempo poi ti scappa il tempo l'attimo. Lento come il movimento, che se fai distratto perdi il tuo momento, perdi l'attimo. Tu non lo sai come vorrei ridurre tutto ad un giorno di sole. Tu non lo sai come vorrei saper guardare indietro senza fare sul serio, senza fare sul serio. E come vorrei distrarmi e ridere
buongiorno. Buongiorno. Benvenuti Grazie. al Rosmarino. Grazie. Questo è il nostro fiore all'occhiello ed è il flan di caciocavallo ragusano, servito con un crostino con la pancetta di suino nero dei Nebrodi e in accostamento la frutta che sono le mele dell'Etna. È Vi talmente auguro, bello da vedere che insomma adesso dobbiamo fare il sacrificio di assaggiare. speriamo sia altrettanto buono. Assolutamente sì, grazie. Grazie e buon appetito. Grazie. Grazie, siamo stati veramente bene, quindi non solo verremo a trovarti, ma ti faremo tanta pubblicità perché Musica e dintorni arriverà in tantissime case, quindi grazie davvero e alla prossima. È stato un piacere per me avervi qua. Piacere nostro. Ci vediamo. E poi vi dico anche una cosa, perché qui le curiosità sono quelle proprio le chicche. Tindaro è un musicista, quindi più musica e dintorni di lui, ma scusate, quindi musica e dintorni. Il Rosmarino, cucina veramente di qualità altissima, eccellente, frutto di invenzione, frutto di grande passione. Venitelo a trovare, Di nuovo, grazie. A presto. Grazie. A presto. A presto. Cari amici, siamo sempre a Condro, abbiamo conosciuto poco fa Padre Enzo e vi abbiamo appena dedicato un momento musicale tratto dal nostro tour estivo 2015. Tour che sicuramente farà tappa a Condro prossimamente, diciamo così. Ci troviamo in una piazza vicino al convento, siamo in compagnia adesso del sindaco che ci dirà qualcosa in più. Sì, questa è una piazza che ha un'importanza storica per Condro, perché proprio alle nostre spalle sorgeva quello che era il cosiddetto convento dei frati minimi. Questo convento, secondo la tradizione, fu costruito intorno al 1600 e veniva utilizzato anche per delle attività aggregative, soprattutto per giovani, anziani e bambini allo stesso tempo. Secondo sempre quelle che sono le notizie che poi ci sono state tramandate, permarrà questo tipo di attività fino al 1925-26, che è l'anno in cui purtroppo questo convento fu interessato da un incendio che lo ha completamente distrutto e per il quale oggi sono rimasti soltanto questi pochi ruderi. Bene, parliamo invece di tradizione adesso. La seconda domenica di luglio si svolge la processione dedicata a San Vito, quindi patrono di questa comunità. Processione alquanto particolare, tratta da quelli che sono degli spunti della leggenda legata a San Vito, giusto? Sì, si manda sempre per una tradizione che però è di origine pagana, secondo la quale questo giovane santo, perché morì appunto giovane tra i 14 e i 15 anni più o meno, si dice secondo la leggenda, si racconta che sia morto proprio sui carboni ardenti, proprio per tenere fede a quella che era soprattutto la sua cristianità, nonostante era in un momento particolare e storico in cui c'era una forte avversità nei confronti del cristianesimo. E nonostante questo, però, questo giovane santo ha tramandato poi nel corso degli anni questa particolarità del ballo. Ogni seconda domenica del mese di luglio ci sono questi portatori che ballano con questo santo per tutto il percorso della processione. È una processione molto caratteristica, molto tradizionale, che ogni anno viene seguita da tanti devoti che giungono anche da altre parti della Sicilia, perché anche Condro fa parte, assieme ad altri paesi, soprattutto della zona di Mazzara, del Vallo, dei paesi di San Vito. Quindi c'è stato questo giomellaggio che ancora continua e molto spesso c'è questa possibilità di incontrarsi nelle varie feste di San Vito. Certo che devono allenarsi, sindaco, per fare questa processione, perché come vedete dalle immagini non è assolutamente una passeggiata, diciamo così. Infatti è una processione molto faticosa da questo punto di vista, però c'è un amore viscerale da parte di tutti i portatori che si tramandano anche loro da padre in figlio, che ovviamente dietro questa grazia di questo santo riescono a non sentire e a sopportare questa enorme fatica. Una curiosità che mi tocca da vicino riguardo sempre la processione è data dal fatto che la banda musicale, che come in ogni processione non può mancare, deve scegliere un repertorio adeguato affinché i portatori vadano sempre a passo, no? Assolutamente sì, tra l'altro la banda deve continuare a suonare in maniera proprio continua ed ininterrotta, perché altrimenti la processione e il ballo si fermano. Una delle marce che sono ormai una tradizione a Condro è proprio una marcia militare che è intitolata Sfilata, che rappresenta un po' l'inno in questa processione. Quindi si devono allenare i portatori, ma anche i musicisti, quindi i musicanti, anche perché si chiamano così
i musicisti bravissimi, tanti anche maestri oppure giovani, quindi che suonano nelle bande musicali. E allora parliamo di musica ancora, naturalmente, sindaco, passando la linea, cedendo il microfono a Santino Gugliotta negli studi di Radio Italia anni 60. Allora, grande allegria oggi in questo spazio denominato la Radio in TV. Intanto salutiamo Giuseppe Santamaria, ma oggi voglio salutare soprattutto Anna Maria Lanza. Un doppio lancio per questo nostro angolo, definiamolo così, giovani talenti alla ribalta. Perché no? Potrebbe essere questo il caso di Carmen Mazzò. Ciao Carmen, allora da dove vieni, dove vai, cosa vorresti fare? Vengo da Santa Lucia del Mela, sempre in provincia di Messina, 22 anni, studio musica da 4 anni con Giuseppe Santamaria e Anna Maria Lanza. Ma non ci posso credere. E sei in cerca di un fidanzato? No, vabbè. Niente fidanzati. Niente fidanzati momentaneamente. C'è qualche passione in particolar modo che coltivi? Sì, studio all'Università di Scienze Ambientali in Messina. Ah, questa è veramente una bella passione. Sono pochi quelli che vanno all'università e la ritengono una passione. Certo, con i tempi che corrono è difficile trovare lavoro, quindi l'università è una passione. A proposito di passioni, musica. Di musica, a proposito di musica, e poi dopo musica cosa ci aggiungeresti tu? Musica e dintorni. Ma quanto sei perspicace, che cosa ti fa venire in mente proprio musica e dintorni, il giusto modo per valorizzare il territorio messinese. Musica e dintorni, sì, perché i dintorni potrebbero essere intesi in senso paesaggistico, no? Sì, tutte le nostre bellezze naturali, e poi ci mettiamo la musica, una spolverata di musica. Un'arte che non morirà mai. Certamente, music is life, life is music, come diceva il nonno di mio nonno. Allora, Carmen Mazzù insieme a noi con una canzone veramente molto molto bella di Annalisa, si intitola L'ultimo addio. La strada neanche la guardavi, andavi veloce. Facevi Elvis, io ridevo senza un perché. I treni persi lunedì, le notti di Amsterdam. E mi piaceva andare a letto con te. Tutte le volte come l'ultima da vivere. E giro intorno e non mi fermo mai. Sono uguale a te, anche se a fondo non ti accorgerai che sei con me. Ciò che provo io non è più importante. Fare a modo mio non ha mai risolto niente. Sei l'ultimo addio per me. Ma forse è stato solo un sogno, un colpo di testa. Sempre in ritardo sulla vita e su di me. E litigare per un giorno senza guardarsi mai. Tu mi dicevi non fidarti di me, ma io volevo solo te. E giro intorno e non mi fermo mai. Sono uguale a te, anche se a fondo non ti accorgerai che sei con me. Ciò che provo io non è più importante. Fare a modo mio non ha mai
Siamo arrivati così alla fine di questa seconda puntata a Condrò. Ci troviamo in uno straordinario parco giochi dove d'estate ci si incontra, dove d'estate si vive insieme momenti che sono chiaramente all'insegna della spensieratezza. Sindaco, le domande standard, chiamiamole così, del nostro viaggio di musica e dintorni. Perché il turista deve venire a Condrò? Sicuramente per poter trascorrere dei momenti di relax, ma anche dei momenti di preghiera, e sicuramente per poter ammirare quelle che sono le nostre poche ma allo stesso tempo importanti strutture architettoniche e storiche che ci tramandano veramente anni di storia. Abbiamo scoperte alcune insieme. E Condrò in dialetto locale? Condrò in dialetto locale si avvicina un po' alla sua origine etimologica della parola, Cuntrò, e ovviamente gli abitanti da condronesi diventano cuntriciani. Ecco, questa è bella. E poi per chiudere, cosa deve assaggiare il turista che viene a soggiornare a Condrò? C'è una portata tipica che coincide solitamente con il periodo festivo, che è quella della carne a forno. Carne di agnello, che anche questa in siciliano, in condronese possiamo dire, è stata tradotta in carne infunnata, che ha la sua particolarità, oltre ai condimenti che la accompagnano, di essere realizzata in delle pentole di ceramica nei forni tradizionali che ancora esistono qui a Condrò. Direi che la particolarità è che sicuramente è buona. Assolutamente sì. Assolutamente sì. Bene, noi siamo giunti così alla parte finale. Anna, possiamo ricordare dove seguire le puntate? Sì, certamente. Su www.musichedintorni.eu, il nostro sito del programma. E noi da questa puntata, dalla seconda, facciamo scoprire ai nostri telespettatori chi sta dietro le telecamere, chi insieme a me ed Anna cura questa bella avventura. E c'è Fortunato Porcino alla telecamera, poi abbiamo Mariangela Santamaria che cura i testi di tutto quello che noi diciamo e le informazioni preziosissime per tutti i comuni, la regia e la direzione tecnica affidata, come ormai è consuetudine di Atmosfera Blu, a Salvatore Siragusa. Non manca niente, ci vediamo al prossimo appuntamento da Condrò, dal carissimo amico sindaco Salvatore Campagna. Un grazie e naturalmente tanti saluti. Ciao! Ciao. Decor Casa Caliri. Veste la tua casa. A Barcellona Pozzo di Gotto. Shop online decorcasa.eu.